e sono qui con il presidente della Proloco, con Pierluigi Lacroce. Grazie di questa ospitalità per questa serie di giornate appunto che sarò qui, per serie di puntate. E tu sei presidente della Proloco, di cosa vi occupate? La Proloco promuove il territorio, promuove il turismo, promuove i prodotti locali. Questo è quello che fa ogni Proloco, e la Proloco di Tonara non sfugge a questa logica. Siete impegnati anche con i fuochi di Sant'Antonio, nell'organizzazione, insomma? Nello specifico no, perché se ne occupa il comitato di Sant'Antonio, però siamo lì, Perfetto. Siete presenti? Collaboriamo certo, con tutte le associazioni locali. Per quanto riguarda altre manifestazioni che riguardano anche i campanacci, dici due cose per esempio. Certo, noi promuoviamo in Tranissonu una rassegna nazionale di campanacci che giungerà nel 25 alla terza edizione. Valorizza quello che forse è l'oggetto maggiormente identificativo della Sardegna, un oggetto davvero identitario. Perfetto. Allora Pierluigi, grazie dell'ospitalità, un grazie anche all'amministrazione ovviamente per questi momenti culturali nella terra dei Nuraghes, davanti a questo bellissimo ricordo del poeta per eccellenza, appunto tu dicevi patrimonio di tutta la Sardegna. Rimanete a seguire questa serie di puntate, vedrete anche su Foghillone come lo dite voi, e quindi ancora un saluto nella terra dei Nuraghes, a prestissimo. Con Pierluigi Lacroce noi vi salutiamo. Grazie per essere venuti. Ed eccoci qui per la terra dei Nuraghes a Tonara, siamo qui in compagnia di due amici, di due persone che sono veramente esperte di ambito culturale qui a Tonara e non solo, ma anche di ambito sardo. Siamo qui con Pierluigi per una serie di momenti culturali che interagiranno con voi e per voi attraverso questi viaggi. Siamo anche con Gianfranco Tore, che siamo, insomma, tu sei già docente, sei già stato pensionato, docente, sì. Perfetto, docente di storia moderna all'Università di Cagliari. Perfetto, quindi tu sei un cultore di storia, sì, di ambiti anche tradizionali, e sei quindi un grande amante di questa terra sarda. E dell'identità sarda. Perfetto. Adesso diteci qualcosina, insomma, dalle spalle si vede su Foghillone, quello che sarà su Foghillone, o sbaglio? Quindi cominciamo a interagire. Pierluigi, dici già qualcosa insieme. Sì, quello alle spalle è il falò di Sant'Antonio, alla cui accensione provvede il comitato di Sant'Antonio. Perfetto. La tradizione si è un po' innovata, perché i fuochi in realtà una volta si accendevano in tutti i vicinati. Una ricercatrice dell'Università di Cagliari ha definito Tonara il paese dei vicinati. Ecco, in ogni vicinato si accendeva un falò. E la tradizione qual era? Quella di girare da un falò all'altro, veniva arrostita la carne, si cucinavano le caldarroste e venivano distribuite. Ai forestieri, prima che andassero via, veniva donato un pezzo di carne. Infatti l'invocazione al santo era Sant'Antoni de Suvogu, pane, vezza e Cherriolu, Sant'Antoni de Savesta, Cherriolu, pane e pezza. Spirito Santo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sant'Antonio Abate, Prega per noi. mondo intero. Sant'Antonio di Padova, perché qui c'è la chiesa. Adesso accendiamo il fuoco. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E viva Sant'Antonio!
Allora, siamo davanti al fuoco di Sant'Antonio, è stato acceso, è stato benedetto, sono sempre con Pierluigi La Croce qui. E Pierluigi, allora continuiamo a parlare, a interagire su questo aspetto della festa e del culto di Sant'Antonio, del fuoco di Sant'Antonio qui a Tonara. Parlaci un po', così sì. Allora, parlavi dei comitati, parlavi prima dei vicinati. Sì, la tradizione in parte rimane ancora. Adesso quest'anno verranno accesi ben 4 fuochi, il 16 che è oggi, il 18, il 23 e il 25. In alcuni casi sono fuochi di vicinato. Allora Pierluigi, stavamo parlando appunto dei comitati, stavamo parlando del fuoco, intanto alle tue spalle vediamo il fuoco che abbiamo già abbondantemente ripreso nell'accensione e nella benedizione stessa. Quindi dei vicinati appunto parlavi di questa tradizione e dei fuochi delle varie date, stavi appunto dicendo, di gennaio. Sì, appunto, il 16 oggi il fuoco di Sant'Antonio, il 18 il fuoco di San Sebastiano, perché in ogni rione ha una chiesa a Tonara. La chiesa di San Sebastiano era la chiesa del rione di là, abbandonato durante gli anni della seconda guerra mondiale. Ecco, il rione di Taliseri, che è quello più vicino, provvede all'accensione del falò di Sant'Udrevestiano, San Sebastiano. Invece il falò di Sant'Antonio poi adesso lo si accende il 25 a cura del comitato di Santa Maria. C'è il fuoco a Piloso, un vicinato di Tonara, il giorno 23, e quello è proprio un fuoco di vicinato. E si rinnoverà la tradizione di andare in giro, perché poi viene offerta generalmente la cena a tutti gli abitanti del paese e anche ai forestieri, insomma a chi transita, chi passa, chi arriva qui per visitare, per vedere la festa. Ecco, siamo ancora qui davanti all'accensione appunto del fuoco e pian piano sta prendendo colore, così possiamo dire. Qui siamo, Pierluigi, sono sempre con Pierluigi, nel retro della chiesa di Sant'Antonio. Che cosa su questa chiesa? Intanto camminiamo insieme. Una chiesa del 1600. Ok. La cosa interessante è che la chiesa oggi sorge al centro del paese. Ma una volta questo vicinato, questo abitato, queste case non c'erano e questa era una terra di confine, tant'è che la festa che vi si svolgeva era una festa campestre, si correva il panno, sto parlando degli inizi del Novecento ancora, si correva una corsa con i cavalli e si vinceva un panno, mi pare di colore verde, molto ambito. La chiesa all'interno presenta degli affreschi della bottega degli Are molto interessanti. Sono 5 le chiese in Sardegna affrescate dagli Are. La bottega degli Are sorgeva ad Orani, infatti una chiesa di Orani è affrescata, e poi una chiesa di Triei, la chiesa dei Martiri di Fogni e appunto la chiesa di Tonara. Siamo qui sempre dinanzi al fuoco per Sant'Antonio Abate, ma dietro la chiesa di Sant'Antonio da Padova, vero Pierluigi? Ho visto qui prima un momento di convivialità che sta continuando, lo vediamo, stanno offrendo il vino, i dolci e quindi qualcosa su un dolce tipico che io ho assaggiato prima a telecamera spenta, un dolce tipico che mi hai detto poco fa. Di dirmi qualcosina su questo dolce particolare che poi vedremo nelle immagini. Sì, abbiamo assaggiato una meligeda o melina, un dolce fatto con praticamente il marzapane, insomma, poi ha una glassa di zucchero, lo abbellisce un chiodo di garofano che ovviamente non si mangia. Ma fra i dolci tipici c'erano anche i pastas prenas, che sono fatte con un ripieno di mandorle, di noci o nocciole, che sono prodotti del bosco, sono prodotti locali. Stia fermo.
Abbiamo dei dolci tipici che stavi appunto dicendo prima, Pierluigi. Sì, ecco, sarà stavrena e questi sono pavassino, dolce tradizionale che veniva fatto per i monti. Pasta sprena durante Perfetto. tutto l'anno. Questi si fanno solamente a Tonara, a Belvì e a Desolo. Perfetto, e adesso lo assaggio anch'io. Certo. Eccoci qui, la notte è arrivata e siamo ancora qui, sono ancora qui a Tonara per questo momento appunto dei fuochi di Sant'Antonio Abate. C'è il momento conviviale con la cena offerta a tutti, una bellissima e ottima favata, per cui adesso farò qualche altra immagine, poi chiuderemo questo momento, questo breve viaggio ancora qui a Tonara per questa serie di momenti dedicati a questo bellissimo paese sardo dell'interno della Sardegna, per cui quindi adesso faremo un'ultima interazione con le immagini anche del fuoco e poi chiuderemo con il presidente della Proloco Pierluigi Racconci. Restate ancora un po' ancora con me, tra pochissimo chiuderemo questo momento bellissimo qui da Tonara. Siamo qui per terminare questo momento per i fuochi di Sant'Antonio Abate davanti alla chiesa di Sant'Antonio da Padova. Ho imparato, sempre con Pierluigi, il presidente della Proloco. E anzitutto io ti ringrazio per questo momento. Non è finita, amici qui della Terra dei Nuraghes, perché continuerò il viaggio e nelle prossime puntate vedrete qualcos'altro. Non vi anticipo niente. Diciamo due cose finali sul fuoco di Sant'Antonio, su queste tradizioni legate a Tonara. Abbiamo parlato ovviamente anche delle fave, le abbiamo anche assaggiate le fave, e i dolci tipici, abbiamo bevuto anche del buon vino. Che cosa significa, posso farti questa domanda, mantenere le tradizioni per la Proloco, oltre che come impegno umano,
ma anche impegno di tempo, familiare. Beh, mantenere le tradizioni significa guardare al presente e al futuro. Una comunità che non ha un passato non si può interrogare sul futuro. E poi il fuoco è vita, no? Ora la musica pian piano andrà scemando, la festa finisce, si spengono i bagordi, però rimane questa idea del fuoco. Il fuoco è vita, il fuoco è giovialità, il fuoco è incontro, il fuoco è rinsaldare i vincoli comunitari. Questa comunità, come tante all'interno della Sardegna, ha bisogno di rinsaldare i vincoli comunitari, di ritrovarsi e di sedersi a una tavolata, tutta la gente insieme, parlare, riscoprire appunto le tradizioni, ma guardare lontano, guardare al domani. Bene, quindi nonostante il freddo, nonostante diciamo qualche goccerellina di pioggia, però insomma il tempo ci ha dato una mano e siamo riusciti a raccontarvi anche questo momento qui da Tonara, un paese a cui mi sto già un po' affezionando, lo posso dire, e vi rimando al prossimo appuntamento della Terra dei Nuraghes.